Amici, buongiorno, rassegna stampa di giovedì 28 gennaio 2021. Oggi saremo anche a mezzogiorno con la rassegna stampa su Radio Diva e ringraziamo appunto l'editore Davide Milan e naturalmente ringraziamo Promozione Italia e Made in Polesine. Giornali di riferimento anche oggi, Gazzettino e Voce di Rovigo. Andiamo nella prima pagina del Gazzettino, buona notizia, Veneto verso il giallo, il Friuli arancione ma spera anche lui nel giallo, seconda regione con indice RT più basso e quindi in teoria dovremmo finalmente rientrare nella categoria gialla che darebbe un po' di sostegno anche alle varie categorie commerciali. Andiamo sulla pagina sempre del Gazzettino di Rovigo, la notizia che abbiamo dato anche ieri, quindi dell'uccisione a Polesella dell'uomo ucciso dalla moglie. C'è questa importante notizia da parte del comune di Rovigo che ristori, seconda tranche della settimana prossima, le aziende riceveranno 2 bonifici in momenti diversi, da 500 e 1600 euro. L'assessore Bernardinello dice sono 1200 le realtà che riceveranno gli aiuti del comune. Adria, cittadinanza onoraria concessa alla senatrice a vita Liliana Segre e all'ex partigiano la benemerenza Adriana Riconoscente, quindi Segre e Nali appunto questo ex partigiano, testimoni di valori. Il sindaco Barbierato con i loro esempi rappresentano la forza e il coraggio a favore della vita dell'uomo e della memoria. Una notizia che interessa in particolar modo il Basso Polesine, permessi di pesca, soluzioni rinviata, il Consiglio provinciale animato dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha rimandato al TAR la tormentata questione. Il presidente dell'ARA ipotizza 3 possibilità. Le 3 possibilità sarebbero queste: o attendiamo il ricorso dei pescatori ai quali non potranno poi non costituirsi in difesa, o andiamo in Cassazione per dirimere la questione definitivamente, oppure, terza ipotesi, proporre una delibera che rilasci i permessi ai pescatori. Su questo non è d'accordo il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli. C'è questo articolo di Giannino Diana sulla Madonna del Vaiolo, che appunto c'è stata ieri la processione a Taglio di Po, molto sentita, anomala perché non c'era il solito corteo di migliaia di persone, ma molto più intima e molto seguita sia sullo streaming ma anche per le strade. C'è questa notizia di un musicista trovato morto in casa, era Paolo Voltolina, noto perché tra l'altro facente parte della banda cittadina della Filarmonica Vincenzo Bellini come sax soprano. Questa notizia da Rosolina, getta i rifiuti lungo la strada, 50enne individuata e multata. Vorremmo vedere un po' di più di queste notizie, perché facendo il giro per gli argini di tutti i nostri fiumi, i nostri canali, vediamo quante immondizie vengono gettate e molto spesso non viene sanzionato nessuno. Occhiobello, 3 tonnellate di gnocchi clandestini sequestrati dalla finanza e controllato un camion telonato, hanno trovato 3 tonnellate che non sono bruscolini di gnocchi in cattiva conservazione che probabilmente poi sarebbero arrivati nelle nostre tavole. Prima pagina della Voce di Rovigo, c'è il caso, solo in Polesine per i tendoni delle vaccinazioni si spenderanno quasi 800.000 euro, soldi sprecati in primule, sappiamo che sono appunto quei gazebo per fare le vaccinazioni. Andiamo all'interno, pesca, dalla regione arrivano finanziamenti e bando per la pesca, per accrescere la competitività delle imprese della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca tradizionale ed ecosostenibile. La Giunta regionale del Veneto, con un'apposita delibera, ha dato il via al 6° bando del programma operativo FEAMP 2014-2020. Per avere il contributo bisogna fare le domande presentandole entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando e vagliare i progetti sarà la direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica venatoria della regione del Veneto in qualità di autorità di gestione. Poi c'è questa notizia particolare, un tattoo per non scordare il Covid. Andy Tattoo, il nostro amico Andrea Fabbri, il noto tatuatore di Rovigo, ho pronto un progetto speciale per proporre ai clienti quando l'emergenza sarà finita. Qua vediamo questo tatuaggio. Andy Tattoo regalerà a tutti un tatuaggio portafortuna ideato da lui come buon auspicio per il ritorno alla vita normale. La segna stampa finita, se qualcuno vuole tatuarsi appunto il logo del coronavirus può farlo, come sempre in ogni caso è un piacere stare con voi. Ciao da Leandro Maggi.